La Befana pian pianino viene giù per il cammino. Per molti abitanti dell'Alta Marca Trevigiana, l'Epifania è sinonimo di pane vin. L'Umpli Veneto non si è arreso alle restrizioni dettate dall'emergenza sanitaria e attraverso la pagina Facebook Veneto Spettacoli di Mistero, con la collaborazione di Roberto Popi Frison, ha voluto idealmente continuare questa tradizione secolare, in un viaggio virtuale attraverso le origini, i cambiamenti nel corso degli anni e i dolci dell'Epifania. A spiegare l'origine della figura della Befana, che potrebbe risalire alla preistoria, è stato il professor Paolillo, che guardando un manufatto si è accorto della somiglianza tra una dea e la Befana stessa. Eccola qua. Ma guarda questa figura, mi dice Giuliano. Ha il naso aquilino, la sottana, gli stivaletti. Ma ti viene in mente qualcosa? E così, scherzando e ridendo, ho detto, ma guarda, mi viene in mente la Befana. In Veneto, a seconda delle zone, la Befana cambia nome e aspetto. Nel veneziano non sempre è identificata come brutta e cattiva, e nell'alto bellunese è diventata come tutti le immaginiamo, solo dopo aver sposato un uomo brutto e sporco, prendendo il nome nelle favole popolari di Redosega. Tutte queste tradizioni sono radicate anche nel quartiere del Piave, e proprio per questo, 25 anni fa, l'associazione Proloco ha deciso di creare il rito di accensione delle torce, da un unico fuoco benedetto, per poi essere distribuito a ogni pane vin della zona. È la direzione del fumo a suggerire l'andamento dell'anno nuovo. Per il 2021 questo pronostico è piuttosto incerto. Solo una roba par sicura. Fermaremo la peste con appuntura. E per salvar sto paese bello, cogna metterghe cuor e cervello. Così il fumo non manderà su ste le speranze nostre, anche le più belle.